Ed insieme al direttore di Oppo Veneto, Francesco Arrigoni, siamo giunti a quello che è il centro di conferimento di Oppo Veneto. Dove ci troviamo precisamente? Ci troviamo a Sant'Alberto, abbiamo un centro di raccolta di prodotti ortofrutticoli, adesso abbiamo appena iniziato la stagione degli asparagi e qua vengono poi confezionati nelle varie linee destinate al diverso tipo di clientela. Mi presenta questo signore? Questo è Sergio Trenchin, commerciale di Oppo Veneto, che si occupa della commercializzazione dell'asparago. Vedo che tiene in mano quelle che sono due confezioni lusso, mi sembra di Diciamo che è l'ultima arrivata all'interno della cooperativa, una confezione che cerchiamo di lanciare soprattutto fuori Veneto e che dia delle sicurezze anche al consumatore, nel senso che il prodotto non viene manipolato dagli altri acquirenti e nello stesso tempo ha una conservabilità nel tempo di alcuni giorni in più rispetto al prodotto normale. Insomma, quanto è importante avere un packaging anche accattivante, se vuole. Beh, è molto importante, soprattutto dove il prodotto non è conosciuto, perché in Veneto magari siamo abituati a mangiarlo e trovarlo, soprattutto nel punto vendita, nel classico mazzo da chilo, chilo e mezzo, mentre fuori Veneto, che non è conosciuto, bisogna andare con una confezione un po' più piccola e che sia anche nello stesso tempo accattivante. Il direttore mi suggerisce che addirittura nel retro è spiegato come consumarlo. Esatto, dietro, come cucinarlo, sì. Dietro ci sono alcune ricette e anche viene illustrato come va curato l'asparago. Quali sono i progetti che Oppo Veneto ha per quanto riguarda appunto la commercializzazione del prodotto? In questo caso parliamo di asparagi, ma qui intorno ce ne sono davvero tanti altri. Beh, penso che il fine che abbiamo sicuramente è quello di portare i nostri prodotti coltivati nel territorio, portarli il più possibile al di fuori e farli conoscere. Questo penso sia in modo tale da dare anche ai nostri produttori delle soddisfazioni anche a livello economico. Produttori, ma anche i consumatori fanno parte della strategia, insomma, di comunicazione di Oppo Veneto. Sì, questo sposa perfettamente il nostro obiettivo di comunicare fino al consumatore finale il nostro brand, il prodotto IGP e una modalità di consumo che è un po' diversa, anche una scatola di servizio per il consumatore che potrebbe aiutarci ad avere dei rapporti un po' più consolidati con la grande distribuzione, quella che in realtà ci garantisce anche di lavorare in modo programmato e dare un po' più di soddisfazione ai nostri produttori. Allora, direttore, noi abbiamo parlato in questo caso dell'asparago bianco, ma ricordiamo che c'è anche quello verde. Sì, l'asparago IGP di Badoere e c'è anche quello verde che viene prodotto nella stessa area e come avete visto in campo non viene coltivato con il telo né con il cumulo come avete visto prima. Bene, io ringrazio Francesco Arrigoni, direttore di Oppo Veneto, grazie a Sergio Trenchin, non se ne vada, responsabile commerciale sempre di Oppo Veneto. Adesso amici vi aggiorniamo sul trattato, il TTIP, il trattato di libero accordo tra Europa e Stati Uniti, che ovviamente riguarderà anche i prodotti agricoli, quindi guardatevi questo servizio e poi ci ritroviamo.